Uomini al lavoro da stamattina. La segnaletica stradale gialla che delimita i nuovi parcheggi per i residenti in pieno centro storico a Bassano fa tremare le mura del palazzo municipale, perché in rivolta sono proprio i residenti dopo che sono stati sfrattati da Piazza Castello. Di fatto 35 posti eliminati da Piazza Castello e in sostituzione vengono concessi 32 posti, quindi 3 in meno, però 32 posti, di cui 16 in Piazza Terraglio e 16 praticamente nella zona a metà fine Viale dei Martiri, più o meno all'altezza dell'ex Teatro Astra. Diventerà sempre una guerra tra poveri, tra chi cerca di parcheggiare, dovremmo andare a parcheggiare chissà dove. Le persone anziane come faranno? E voi non è che critichiate tanto il fatto che da Piazza Castello siano arrivati in Piazza Terraglio, perché obiettivamente sono pochissimi metri di distanza, ma il come è stato portato avanti il tutto? Noi critichiamo il come perché ancora un anno fa il sindaco aveva promesso ai residenti che avrebbe individuato dei posti in Piazza Terraglio. E quindi critichiamo innanzitutto questo e critichiamo il fatto che prima di liberare Piazza Castello avremmo almeno voluto vedere un progetto compiuto di quello che si vuole fare all'interno, perché già ora ci sono evidenti passaggi di persone che la sera usufruiscono di quell'area e che lasciano quello che lasciano. Infatti una situazione di degrado in aumento nella Piazza Castello, lo abbiamo documentato. Ci sono immondizie abbandonate, basta entrare nella aiuola, qui fuori c'è l'erba che sta crescendo, ci sono i muri dipinti di rosso, ci sono ragazzi poco piacevoli perché vanno a soggiornare e a passare delle ore in quello spazio, per cui sicuramente la cosa adesso togliendo il parcheggio definitivamente non migliorerà, ma peggiorerà semplicemente. Insomma, non se ne viene fuori. I residenti criticano il fatto di essersi trovati davanti a un fatto compiuto. Ci hanno fatto delle proposte, ma queste non sono state minimamente tenute in considerazione. Abbiamo avuto un incontro con l'amministrazione, però questo incontro, che doveva essere di confronto, in realtà è stato un incontro a senso unico. Questo è il pacchetto, questo vi tenete e andiamo avanti così, quindi non c'è stato dialogo.